Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, tantissima cronaca anche oggi. Partiamo da una violenta rapina ai danni di uno storico barista del centro di Padova. Ci raccontano tutto Francesco Rattai con Cristian Roque Allende. Ci troviamo in centro a Padova perché la storia che stiamo per raccontarvi riguarda uno storico barista del centro di Padova, Carlo Quaggia, che 69 anni, da moltissimi anni, è titolare del bar Missaggia. Con me c'è la nipote del signor Carlo. Il signor Carlo non può essere con noi perché ha subito una violentissima rapina sabato sera da parte di due energumeni che l'hanno picchiato e gli hanno rubato, pensate, addirittura gli apparecchi acustici. Ecco, Federica Grazzi, che di Quaggia è la nipote. Cos'è successo sabato? Praticamente lui sabato sera è andato a farsi un giro come al solito. Tornando a casa verso la zona industriale di Padova, si è fermato un attimo per scendere per mandare un messaggio a un suo amico o una sua amica, non saprei dirti, e praticamente lo hanno aggredito penso, lui ha detto che erano due stranieri. Gli hanno dato subito un pugno fortissimo in faccia, lui è svenuto subito, ha detto, perché poi non si ricorda più niente, e l'hanno trascinato 10-20 metri lontano dalla macchina. Gli hanno portato via gli apparecchi acustici, il cellulare, e aveva pochi soldi e i documenti li hanno lasciati là. Ecco, e la macchina anche l'hanno lasciata là. Ecco, una violenza incredibile per quelli che sono in realtà degli oggetti che difficilmente riusciranno a rivendere perché degli apparecchi acustici. Appunto non se ne fanno niente. E quindi è questo che preoccupa. Esatto, una violenza così gratuita, potevano chiedergli dammi i soldi, andavano via, basta. Ecco, come sta adesso suo zio? Non tanto bene, perché gli hanno rotto il setto nasale e la mandibola e poi ha tutta la schiena grattata perché trascinandolo ha tutte le abrasioni sulla schiena e anche su un braccio. Ecco, una prognosi di 30 giorni. 30 giorni l'ospedale gli ha dato. Ecco, pensate che violenza incredibile, appunto per un bottino decisamente misero, e che, come ci testimoniava Federica, se gliel'avessero chiesto gliel'avrebbe anche dati, perché si preferisce evitare di subire una violenza del genere. Ecco, con noi c'è anche Wanda Pellizzari, che dei commercianti del centro è un po' l'anima, è una portavoce, e si respira un'area di insicurezza da parte dei commercianti. Ecco, questo fatto, lo ripetiamo, non è successo nel centro cittadino, però molte volte i commercianti, che quando chiudono le loro botteghe sentono quell'insicurezza. Ma certamente è un'insicurezza poi che va gradatamente anche peggiorando. Io suppongo che la sfrontatezza che queste persone hanno ormai, sicuri che comunque nulla venga fatto loro, consente loro di agire in assoluta libertà, perché adesso c'è anche tanta gente, tante persone che vengono derubate del portafoglio, della borsa, non fanno più nemmeno denuncia perché ce ne sono talmente tante che non vale neanche la pena. Ecco, questo fa paura sia ai cittadini sia ai commercianti, che hanno paura perché entrano anche nei negozi, quindi quando entra qualcuno bisogna anche stare attento, se c'è già gente dentro deve stare attento a quello che fanno, perché molte persone arrivano proprio ieri ero dentro in un negozio, sono entrate, si apre con la porta, con l'apriporta, sono entrate 3 persone e la signora mi ha detto aspetta un attimo Wanda, perché stavano già cercando di guardare che cosa avrebbero potuto portare via, e io sono stata, quando si sono accorti che appunto la signora era presente al fatto, proprio con la mente, ha detto buongiorno, grazie, sono andati via. Anche proprio vanno dentro e se approfittano dell'attimo di disattenzione e procedono, non viene fatto loro niente, sì, viene fatto il verbale e poi vengono rilasciati subito. Ecco, la famosa di cui tanto parliamo, certezza della pena non c'è, per cui chi se ne importa? Loro vanno avanti, anche come in questo caso per un misero bottino. È questo che ci fa paura, il misero bottino. Cioè tu mandi all'ospedale una persona per 30 giorni per prendere il nulla. Questo fa molto riflettere. Ecco, sì, questo fa molto riflettere, fa riflettere il tema appunto della sfrontatezza che certi criminali hanno nei confronti dei cittadini. Grazie a Francesco Rattai e a Cristian Roque Allende per la parte tecnica. Oggi in regia Francesco Cerone, Alberto
Pivetta, andiamo avanti con la cronaca, un ennesimo e grave incidente poco prima delle 8 questa mattina sulla strada regionale 308, la nuova strada del Santo, chiusa tra le uscite di Reschigliano e Bronzola nel comune di Campodarsego, quindi siamo sempre nel Padovano, 4 i veicoli che sono stati coinvolti. Un'auto dentro al fossato, una ridotta in rottami nel mezzo della carreggiata, una moto a terra, un mezzo pesante fermo. Poteva essere peggiore il bilancio del grave incidente accaduto alle 7:45 lungo la strada regionale 308 del Santo nel comune di Campodarsego. Viaggiavano in direzione di Castelfranco Veneto i veicoli coinvolti, 3 le persone rimaste ferite, l'uomo alla guida dell'auto finita nel fossato e la giovane donna alla guida dell'utilitaria bianca trasportati in ospedale e il Centauro rimasto leggermente contuso. Sul posto i vigili del fuoco di Padova e Borgoricco, il SUEM 118 e la polizia locale della Federazione del Campo Sampierese, che stanno ricostruendo l'esatta dinamica del sinistro. Nonostante il periodo di vacanza, il traffico è andato in tilt con code lungo una delle strade più trafficate del Veneto, dove per condurre le operazioni di soccorso per buona parte della mattinata sono rimaste chiuse le entrate tra Reschigliano e Bronzola. Il caos degli autovelox dopo i sequestri disposti delle tecnologie non omologate, c'è la richiesta da parte di tanti automobilisti multati di rimborsi e sotto accusa in particolare in Veneto l'autovelox di Riese Pio X per il quale un'associazione ha denunciato oltre al sindaco e comandante della polizia locale anche il prefetto di Treviso Angelo Sidoti. Autovelox non omologati. Oggi sono stati denunciati il prefetto di Treviso e sindaco e comandante del comune di Riese Pio X. L'esposto, raccolto dai carabinieri di Sedico, porta la firma di Altvelox, Associazione Tutela Utenti Strada, e riguarda il dispositivo installato dal comune in via Kennedy, tra l'altro abbattuto l'inverno scorso da Flexman. Una denuncia sulla scia di quanto sta accadendo a Cosenza, dove la procura ha disposto il sequestro di diversi autovelox in tutta Italia, in quanto sarebbero attivi ma privi di omologazione. Secondo l'associazione anche il Velox di via Kennedy non sarebbe omologato e tra i querelati sono finiti il prefetto di Treviso Angelo Sidoti, il sindaco Ombretta Basso e il comandante della polizia locale Davide Bertoncello. Le accuse sono da codice penale, quali truffa, falso in atto pubblico, frode processuale e omissione di atti d'ufficio. Un atto inconcepibile per il sindaco Basso, che si rivolge così direttamente all'associazione. Per quanto riguarda la parte processuale sarà analizzata e data risposta dalle sedi opportune. Per quanto riguarda invece lo strumento, quindi l'autovelox, misura correttamente la velocità, è posto in un rettilineo ben segnalato e lungo questo tratto di strada in passato c'erano stati parecchi incidenti mortali. Da quando è stato posizionato non si sono più verificati incidenti di questo tipo. Per contro mi ritrovo con diversi cittadini che chiedono l'installazione di nuovi autovelox sul territorio comunale, perché purtroppo sono tanti i tratti di strada appunto rettilini e purtroppo sono anche tanti gli automobilisti che spesso hanno un po' troppa fretta e guidano velocemente e possono diventare un pericolo per se stessi, ma vuole dire anche e soprattutto per gli altri. Sequestri e denunce destinati a dilagare in tutta Italia e per tutti i dispositivi, con esposti verso tutti i primi cittadini e prefetti, finché dal Ministero non verrà fatta definitivamente chiarezza su autovelox e omologazioni. Per questo dal sindaco di Treviso e presidente dei sindaci del Veneto il messaggio su tutta la vicenda è chiaro. Se qualcuno si sostituisce al sindaco assumendosi le responsabilità degli incidenti stradali ed eventuali incidenti che dovessero essere causati dalla non perfetta condizione delle strade, allora a quel punto saremo disposti anche noi a spegnere le autostrade, ma fino a quando sarò io a rispondere della sicurezza dei miei cittadini utilizzerò questi strumenti in modo trasparente, in modo ben visibile e con l'unico obiettivo di quello di ridurre la velocità e mettere in sicurezza la sicurezza stradale. E c'è chi vuole superare i posti di blocco e in questo caso a Montecchio Maggiore uno scooterista ha tentato di sfuggire alla polstrada ma è stato poi inseguito dalla polizia locale. In realtà per lui è scattata una denuncia e il sequestro del mezzo.
Scappa alla vista di una pattuglia della polizia locale dei Castelli che dopo l'inseguimento blocca il Centauro, per cui è scattata la denuncia e la multa per un totale di 2.900 euro per le varie violazioni rilevate, oltre al sequestro del motociclo. Il movimentato episodio è accaduto a Montecchio Maggiore quando gli agenti, durante un servizio di controllo del territorio, hanno rilevato tramite Targa System il transito di un motociclo privo di assicurazione e revisione. Poco dopo gli operatori sono riusciti a intercettare lo scooterista che ha terminato la propria corsa impattando contro il veicolo di servizio. A commentare l'episodio il sindaco Silvio Parise, che annuncia l'ampliamento della rete dei Targa System, sottolineando l'importanza di questi supporti tecnologici per rilevare le irregolarità anche in tempo reale e prevenire le situazioni pericolose. È stato intercettato questo motociclista che aveva questa moto senza assicurazione e senza praticamente bollo di circolazione e quello che era. È stato inseguito, in qualche maniera lui ha tentato di fuggire, è andato addirittura addosso alla macchina della nostra polizia locale, ma per fortuna non si è fatto del male. Questo è stato fermato, è stato sequestrato il mezzo e quindi capite che l'intervento di questo mezzo tecnologico ci ha permesso di individuare in tempo reale e fermare queste persone. Ci sono tanti giovani protagonisti di vicende che riguardano incidenti stradali, ma anche risse, violenze gratuite. Da più parti si propone il ritorno all'obbligo della leva oppure al servizio civile, ma ci sono ragazzi che imparano a conoscere proprio l'ABC della convivenza e così per evitare anche di finire in giri pericolosi attraverso le scuole, il campo scuola degli alpini. Andiamo subito a Tezze sul Brenta da Monica Smiderle. A te Monica. Sì, buongiorno a te direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Siamo in diretta da Tezze sul Brenta, con me il presidente dell'ANA Montegrappa Giuseppe Rugolo e il direttore del campo scuola alpina Bassano del Grappa 2024 Sergio Panuello. Allora vi raccontiamo dell'esperienza appunto di questi ragazzi che hanno scelto di frequentare il campo scuola 15 giorni per imparare che cosa significa essere insomma alpino, per imparare quella che è anche la storia del nostro territorio, per imparare a fare tante esperienze nuove. Allora Panuello, parliamo di questi 15 giorni. Il campo è iniziato il 20 di luglio, quanti sono i ragazzi, che esperienze stanno vivendo? Buongiorno a tutti, il campo è iniziato il 20 di luglio, sono arrivati circa una sessantina di ragazzi, li abbiamo fatto conoscere il territorio, li abbiamo fatto attraverso le escursioni, abbiamo fatto anche delle lezioni che riguardano anche il mondo della protezione civile, della storia, tutto quello che può aiutare questi ragazzi ad essere dei bravi cittadini. Le escursioni sono stati hanno occupato il più tempo possibile, anche perché è giusto che si stia fuori all'aperto dopo che hanno trascorso mesi chiusi nelle aule. Allora hanno reagito molto bene, si sono comportati molto bene escursioni. I chilometri che abbiamo fatto assieme, perché voglio dire che li abbiamo fatti con loro, stanno raggiungendo una cifra significativa, che con domani arriveranno circa 120, per cui 120 chilometri passati con loro, col sudore, con tutto, ma sempre con lo spirito che c'era degli alpini. Questo perché basta fare squadra. Noi prima dell'io vuol dire fare squadra. Presidente Rugolo, allora lo spirito alpino è quello che contraddistingue l'attività di questi ragazzi in questi 15 giorni. Certo, in definitiva è quello che vuole lasciare un campo scuola a chi partecipa, lasciargli l'esperienza degli alpini, dei veci, che cercano in tutti i modi, ognuno con le proprie competenze, di trasmettere quella che è stata la sua esperienza di Naia, oppure l'esperienza poi all'interno dell'Associazione Nazionale Alpini, che non è una cosa da poco. E ricordiamo sempre che tutti gli uomini, a cominciare dal direttore, tutti gli uomini che sono a disposizione lo fanno a titolo gratuito e non è una cosa da poco. È una sorta, Presidente, di mini Naia questa? Ma se per mini Naia
intendiamo un progetto ben particolare, ben specifico, che voglia trasmettere e lasciare qualcosa, allora senza alcuna presunzione possiamo anche dargli questo appellativo. In ogni caso è un qualcosa di profondo, qualcosa di importante e di particolare, perché come dicevo poc'anzi, gli uomini che sono qui e gli uomini che hanno affiancato per 2 settimane H24 questi ragazzi sono uomini di profonda generosità e soprattutto di tanta responsabilità. C'è tanta voglia di fare in questi ragazzi, ci raccontavano, noi abbiamo lasciato il cellulare a casa, avevamo la possibilità di usarlo la sera, ma insomma preferiamo anche di no. È vero, perché proprio l'altro ieri, mentre ero in escursione, rientrando, mi sono trovato una mail di una mamma che chiedeva notizie di suo figlio perché non aveva più avuto notizie da qualche giorno. E effettivamente loro sono in grado di abbandonare lo strumento con il quale sono nati sostanzialmente con una facilità molto molto estrema, cosa che a volte noi di una certa generazione abbiamo difficoltà. Loro per 3 giorni non l'hanno avuto, nessun problema, siamo qua felici, tranquilli. Imparare la scuola, la storia, no? La scuola di vita poi direttamente sui luoghi dove la storia si è scritta, direttore. Certo, assolutamente, non abbiamo speso un minuto nelle aule della caserma, li abbiamo fatto toccare la storia con mano, raccontando, addirittura abbiamo fatto una piccola cerimonia molto significativa in 2 cimiteri, abbiamo scelto 10 ragazzi per ogni gruppo, hanno scelto loro una tomba, si sono avvicinati e quando leggevano il nome tutti gli altri dicevano presente. Grande commozione dunque, e poi domani l'escursione che sarà sicuramente molto importante dal punto di vista emotivo in cima a Grappa. Direttore, io ringrazio il presidente Giuseppe Rugolo, ringrazio anche il direttore Sergio Panuello, restituisco la linea allo studio. Grazie molte Monica Smiderle con Alessandro Costacurta per la parte tecnica, e davvero consigliamo a tante famiglie, a tanti ragazzi di avvicinarsi a queste scuole degli alpini. Vediamo adesso una bella storia da San Donà di Piave, una ex migrante che è arrivata in Italia anni fa, che oggi è al primo giorno di lavoro come vigilessa. Andiamo subito da Anna Maria Parisi. A te, Anna. Sì, eccoci, buongiorno direttore, una bellissima storia questa con protagonista lei, Neza Etturi. Sì. Buongiorno Neza, 23 anni, originaria del Marocco, oggi il suo primo giorno di attività come agente della polizia locale. Conosciamola un po', una storia bellissima, la sua dicevamo anche da studio col direttore Luigi Bacialli. Ci racconti un po' di lei? Io sono una normalissima ragazza di 23 anni, sono un'italiana di seconda generazione e ho avuto questo amore per le forze dell'ordine. Ho iniziato a fare qualche concorso come tanti altri giovani e ho passato questo qua di San Donà e sono molto felice, molto grata. 3 sorelle. Questa passione l'ha ereditata dalla mamma, mi raccontava prima. Sì, dalla mamma, e c'è stato un forte incoraggiamento del papà anche. Quindi è l'orgoglio di casa, sì, naturalmente. Sì, è un esempio per gli altri italiani di seconda generazione e anche per i giovani che hanno voglia di lavorare. E anche per le donne di religione musulmana, perché lei rappresenta di fatto un ponte tra la comunità italiana e quella di religione musulmana. Sì, ecco, la mia religione mi permette di fare questo di lavoro e quindi non c'è nessun vincolo o nessuna cosa che non posso fare, quindi lo faccio con fierezza. Mi va bene così. E con grande orgoglio, perché poi abbiamo visto anche prima tanti cittadini di San Donà di Piave che l'hanno vista in divisa e le dicevano in dialetto: ma lei è la vigilessa, quella nuova arrivata? Sì, sono stati tutti molto accoglienti e anche i miei colleghi, tutti molto disponibili. Mi sento bene, mi trovo bene. Ecco, infatti li vediamo che ci fanno anche un po' da scorta qui dietro alle nostre spalle. Sindaco Alberto Teso, si diceva un ponte questa ragazza, questo agente tra le comunità cristiane e la comunità cristiana nostra e quella di religione musulmana.
Sono molto felice e particolarmente orgoglioso di questa giornata. Ringrazio il comandante e il corpo di polizia che si è dato da fare per l'organizzazione del concorso e l'accoglimento dell'agente Turi. È un colpo che diamo a questo muro che ancora spesso ci separa. San Donà è una città di 42.000 abitanti, costantemente in crescita, abbiamo una comunità di immigrati un po' superiore al 10% dei residenti, c'è una forte presenza delle comunità islamiche con cui abbiamo un dialogo continuo, cerchiamo di capirci reciprocamente senza imposizioni, ma io sono convinto che se facciamo reciprocamente dei passi in avanti non potremo che guadagnarci entrambi. Insomma, l'entrata in servizio di un agente di origine marocchina, italiana di seconda generazione, insomma, è l'esempio di un principio che io condivido appieno, cioè l'Italia è di chi la ama. Chi vuole diventare italiano può diventare italiano purché ami questo meraviglioso paese e si impegna a rispettarne le leggi che noi ci siamo date. Neza addirittura le farà applicare queste leggi perché è dalla parte dei tutori dell'ordine, quindi l'orgoglio che lei dimostra è il simbolo di quello che potremo diventare, cioè una civiltà che integra le persone, che accettano e condividono i principi fondamentali che stanno alla base della nostra società. Sono veramente felice oggi. Ecco, Sindaco Alberto Teso, grazie. Mi avvicino al comandante della Polizia Locale di San Donà di Piave, Paolo Carestiato, per una battuta in velocità. Comandante, dunque, quando e dove vedremo in azione Neza? Neza seguirà un suo percorso naturale, quindi inizierà a fare controllo del centro urbano, farà viabilità, farà polizia di prossimità, verificherà gli esposti, le segnalazioni e ne darà conto ai suoi ufficiali e al sottoscritto. Come ho detto, lasciamogli il tempo di imparare, di sbagliare e di crescere. A 23 anni l'esempio più importante è che è una ragazza, una donna giovane, determinata, che ha lasciato la sua famiglia a 400 km di distanza per venire a San Donà di Piave e lavorare. Spero sia di esempio per tantissimi giovani che hanno voglia di mettersi in mostra e di provare a dimostrare quanto valgono. Brava Neza. Ecco, grazie al comandante della Polizia Locale di San Donà di Piave, Paolo Carestiato, grazie al sindaco, al primo cittadino di San Donà di Piave, Alberto Teso. Neza, una battuta finale, dunque che impressione ti ha dato San Donà di Piave arrivando da Torino? Io sono stata ben accolta, sono stata stupita dall'accoglienza, sono stata ben accolta, mi trovo bene e qui vicino c'è anche il mare, quindi va bene. Grazie direttore, qui da San Donà di Piave, se non hai domande da studio è tutto. Grazie. E ti restituisco la linea con le immagini di Francesca Pezzo. Grazie molte a Anna Maria Parisi e a Francesca Pezzo per la parte tecnica. Adesso andiamo a Lancenigo nel Trevigiano perché un uomo ha sbagliato marcia e ha sfondato la vetrata di un ufficio postale. Sentiamo Edi Kaliman. Direttore, buongiorno. Simone Merlo sta inquadrando il danno alla vetrina, una vetrina parzialmente sfondata, quella delle poste di Lancenigo di Villorba. Questa mattina intorno alle 10:30 un anziano, un ottantenne, ha sbagliato una manovra. Inizialmente si pensava si trattasse di un malore avuto appena messosi alla guida, appena stato alle poste per ritirare la pensione, invece ha proprio sbagliato marcia. La vicenda poteva trasformarsi in tragedia perché sulle sedie c'erano seduti dei clienti delle poste. Qui con me c'è il sindaco di Villorba che saluto e presento, Francesco Soligo, che chiedo di raggiungermi. Sindaco, buongiorno. Dicevamo una tragedia sfiorata, delle persone erano sedute qui, una manovra sbagliata, dei feriti e se sì di che entità? Buongiorno, feriti lievi, solo una persona è andata in pronto soccorso per dei dovuti controlli, mentre le altre due non hanno subito nessun danno. Una manovra sbagliata, non un malore, è una coppia di anziani che invece di mettere l'elettromarcia ha messo la prima. Per fortuna è andata bene perché poteva passare chiunque sotto il porticato e questo è quello che è successo stamattina verso le 10. Lei è venuto prontamente sul posto con la polizia locale che sta provvedendo a fare i rilievi anche dell'auto che era parcheggiata qui, un doblò dicevamo di qualche anno, diciamo. Datato, sì. Con la polizia locale avete parlato con la coppia di coniugi, alla guida c'era appunto l'anziano signore con la moglie, come stanno? Sì, ho parlato io personalmente con i due coniugi, la moglie è molto scossa, il signore è un po' scosso, ma tutto sommato insomma, era vigile. Ho parlato anche con le persone che erano sedute e hanno preso un grande spavento, come chi ci lavora dentro, perché il botto è stato abbastanza importante.
Ho parlato con la direttrice delle Poste che mi ha garantito che da domani l'ufficio sarà riattivato. Insomma. Ci dicevano infatti che il Fabbro interverrà oggi pomeriggio per la messa in sicurezza dei locali e del vetro, qualche settimana per ripristinare la vetrata, però oggi poste chiuse, ma da domani ritorneranno in attività. Tante infatti le persone, prima abbiamo chiamato il sindaco perché stava dicendo ai passanti insomma che le poste sono chiuse e continuano a fermarsi. Sì, sul sito del comune, sulla pagina Facebook del comune comunque c'è l'avviso dato dalle poste per la temporaneità della chiusura. Che durerà tutta la giornata. Che durerà tutta la giornata, appunto sentito prima la direttrice, domani mattina dovrà essere operativa. Direttore, se non hai domande, con l'aiuto di Simone Merlo ti restituirei la linea. Grazie molte. Andiamo avanti sempre con fatti di cronaca e torniamo sulla spaccata, la 10ª in 5 anni ai danni di un noto ristorante di Mestre. La Meglia, che appunto è stato già colpito, e con il titolare che dice: sono esasperato, sto pensando di trasferirmi. Nella stessa zona molto degradata di Mestre c'è Via della Giustizia, dove è addirittura al 30° furto un carrozziere. Vediamo. Lei sta pensando di trasferirsi altrove? Ci sto pensando, io amo questo posto, ho una clientela fantastica e lavoro molto bene, però io, se faccio una comparazione con l'altro ristorante che ho da 17 anni ormai a Santa Giustina in Colle, che è in provincia di Padova, 17 anni solamente una volta ci hanno fatto un furto. Luca Serpente ha perso il conto di quanti furti abbia subito il suo ristorante. Da quando nel 2019 ha rilevato la Meglia, Mestre è un nome storico nel suo campo, almeno 10. In meno di 5 anni però, perché di mezzo c'è stato anche il lockdown per Covid. I segni dell'ultima notte di assalti sono evidenti. Una porta completamente scardinata e soprattutto l'avventuroso percorso che, aprendo un varco sul muro esterno, ha portato il o i ladri dentro al locale. Migliaia di euro di danni per un colpo che alla fine si è sostanzialmente risolto con un bottino modesto. E cosa hanno portato via? Stupidaggini, perché parliamo di danni di migliaia di euro e mi vanno a rubare qualche bottiglia col fondo cassa, quindi sono veramente furti che non hanno senso. Io continuo a non capire, questo è l'ennesimo furto, è l'ennesimo scasso. Sono sempre stati danni di poche migliaia di euro, stavolta questo è un danno molto grande. Via Giustizia è meno conosciuta di altre strade di Mestre come Via Piave, assurta agli onori delle cronache nazionali col titolo poco gratificante di capitale italiana dello spaccio di droga. Ma anche qui le cose non vanno benissimo. A meno di 300 metri, ad esempio, la carrozzeria moderna di Paolo Favaretto è diventata famosa per aver subito in 10 anni più di 30 furti con danni per 2 milioni di euro. Purtroppo la situazione di questa zona, ma un po' di tutta Mestre, è questa adesso, in questo momento. Sono arrivati anche diversi assessori qua a darmi solidarietà, non questa volta, ma le volte scorse. Però poi dopo vedo che sono tutti quanti appelli che rimangono un po', come dire, non esauditi. Appelli non esauditi. E invece parliamo di una storia sentimentale che finisce una donna di 56 anni che per vendetta dà fuoco all'auto del suo ex. È accaduto a Castelfranco il 18 luglio scorso. Le fiamme hanno completamente distrutto la macchina, una Fiat Punto, che si trovava posteggiata lungo la strada, che fra l'altro era di proprietà della mamma di un trentenne. L'ipotesi del dolo era subito emersa a seguito del rinvenimento nei pressi della carcassa del veicolo di una tanica contenente residui di liquido infiammabile. All'esito dell'inchiesta, grazie alla raccolta di testimonianze e analisi dei filmati, i carabinieri hanno escluso subito la pista della criminalità organizzata o dell'atto di criminalità comune e hanno individuato la presunta responsabile, appunto questa donna che era stata abbandonata. È una donna del posto che ha compiuto il gesto per motivi di astio e di risentimento personale.
3 bambini e la loro mamma sono finiti all'ospedale per una lieve intossicazione dopo aver inalato una sostanza urticante di uno spray al peperoncino. Bruciore agli occhi, tosse, attimi di paura ieri sera alle 19:30 in un'agenzia Money Transfer di via Marco Polo a Treviso, quando 3 bambini, un undicenne assieme alle sorelline di 5 e 9 anni, hanno cominciato a star male all'interno dell'attività a causa dell'inalazione di sostanze spruzzate nell'aria da uno spray al peperoncino. Subito è stato allertato il 118, sul posto sono arrivati i sanitari che hanno portato al pronto soccorso i 3 bambini, oltre alla loro mamma, per accertamenti. Fortunatamente, dopo le cure del caso, la famiglia è potuta tornare a casa senza gravi conseguenze. In un primo momento si era pensato che qualcuno avesse usato lo spray per mettere a segno una rapina al Money Transfer, invece gli accertamenti dei carabinieri hanno permesso di scoprire che era stato uno dei bambini, pensando fosse un pennarello trovato nella borsa della mamma, a spruzzare la sostanza urticante. La Guardia di Finanza di Vicenza ha effettuato un sequestro preventivo di circa 300.000 euro nei confronti di 3 indagati per reati tributari commessi nel settore del volantinaggio. Sono stati bloccati conti correnti e 14 immobili. I finanzieri di Vicenza hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni e disponibilità finanziaria a carico di 3 indagati in relazione ad una frode fiscale perpetrata tramite l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Il sequestro ha interessato somme di denaro giacenti su 10 conti correnti e un complessivo di 14 immobili nella provincia di Vicenza. Le indagini si sono concentrate su un imprenditore di nazionalità indiana residente nella provincia vicentina, intorno al quale gravitano numerose imprese operanti nel settore del volantinaggio su strada. La Finanza parla di un collaudato schema di frode con cui l'imprenditore riusciva a gestire di fatto, tramite soggetti prestanome connazionali, 2 ditte individuali del tutto sovrapponibili per organo di gestione, oggetto principale dell'attività, controparti commerciali e lavoratori dipendenti. La prima impresa, definita come società cartiera, avrebbe accumulato debiti erariali e prima di cessare la propria attività avrebbe emesso a beneficio della seconda azienda fatture per operazioni inesistenti per oltre 350.000 euro. La Procura di Vicenza ha dunque deferito all'autorità giudiziaria 2 persone, ovvero i titolari delle 2 ditte, per i reati ipotizzati di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti o omessa dichiarazione, contestati in concorso con l'imprenditore indiano in qualità di amministratore di fatto di entrambe le società. Servizio di Luisa Bertini. Andiamo a Padova, dove c'è stato un caso di febbre tropicale trasmessa da una zanzara tigre, ormai la famosa dengue, è iniziata subito e siamo all'Arcella la disinfestazione. Un primo caso di infezione da virus dengue è stato riscontrato a Padova nel quartiere dell'Arcella. Una donna, infatti, rientrata da Cuba è risultata positiva. Palazzo Moroni, con un'ordinanza del sindaco, ha predisposto quindi un trattamento di disinfestazione nel raggio di 200 metri dall'abitazione della donna, una 59enne, che è ora in casa e le cui condizioni non destano preoccupazione, mentre nella notte la disinfestazione avrà un raggio più ampio. Verranno interessate le vie Jacopo della Quercia, Del Giglio, Zais, Guardi, Marieschi, Segantini, Induno, Ansuino da Forlì e San Bellino. Importante, adesso in questo momento stiamo cominciando con gli interventi straordinari di disinfestazione. Qua da noi il vettore principale è la zanzara tigre asiatica. Il trattamento che stiamo iniziando adesso è quello larvicida su pubblica via e quello porta a porta. Stasera, domani sera e dopodomani sera verranno fatti i trattamenti di disinfestazione straordinaria adulticida. Ricordiamo che ci atteniamo strettamente a quanto la DGR regionale prescrive per quanto riguarda i trattamenti. Restano 4 invece gli infettati da West Nile in provincia di Padova. 2 sono ricoverati al reparto infettivi dell'azienda ospedaliera, costantemente monitorati dai sanitari.
Quello che è stato notato invece è un aumento dei ricoveri con Covid. Sono 25 i positivi al Covid, 3 di questi sono in terapia semi-intensiva e l'età media è di 77,4 anni. C'è questo aumento delle positività per quanto riguarda appunto il coronavirus, non parlerei di nuova ondata ma semplicemente di appunto aumento delle positività in modo non sicuramente allarmante. Come più volte abbiamo sottolineato, il virus c'è, è presente nella nostra comunità, continua a girare e le positività che noi riscontriamo all'interno dell'ospedale sono positività non per il Covid ma con il Covid, cioè persone che arrivano per altri motivi, vengono per qualche sintomo che presentano tamponati e appunto salta fuori, si evidenzia la positività. Direttore Dalben, vediamo il caso di gastroenterite che ha colpito alcuni ragazzi di Torreglia durante un campo scuola in Val di Non. Ci sono anche alcune precisazioni da parte di Giuliana Cova, sindaca del comune di Predaia in Trentino. Sentiamo la nostra redazione. Torniamo a occuparci dell'episodio di gastroenterite che ha colpito un gruppo di ragazzi delle medie di Torreglia, ospiti a Coredo, frazione del comune di Predaia, provincia di Trento, in Val di Non. Nel nostro servizio facevamo riferimento all'ordinanza 125 del 22 luglio 2024, firmata dal sindaco di Predaia Giuliana Cova, che obbligava alla bollitura dell'acqua ad uso alimentare, ordinanza emessa in via precauzionale limitatamente alla frazione di Torra sulla base di riscontri oggettivi esito delle analisi di laboratorio. Diversi precisa il sindaco Cova in una nota inviata alla nostra redazione gli acquedotti che servono le frazioni di Torra, interessata dall'ordinanza, e di Coredo, dove si stava svolgendo il campo scuola. L'episodio di gastroenterite, scrive il sindaco, non ha quindi alcuna correlazione con l'acqua del rubinetto. Infatti sembra che la causa probabile dell'epidemia sia stata un'infezione virale che si diffonde comunemente tra i bambini in ambienti affollati come scuole, asili, ospedali e campi scuola. L'acqua della frazione di Coredo risulta conforme agli standard di sicurezza, precisa il sindaco Cova. L'ordinanza emessa il 22 luglio e la gastroenterite che ha colpito i ragazzi hanno quindi avuto una concomitanza di tipo temporale. Allora, dovremmo avere sempre una storia dalla nostra redazione di Padova che riguarda il salvataggio di alcuni cuccioli, se non ho capito male. Sentiamo, vediamo se lo abbiamo, se no andiamo avanti con... Eccolo, vediamo. I vigili del fuoco del distaccamento di Este sono intervenuti a Borgo Veneto per soccorrere Neia, una femmina di pastore tedesco che insieme ai suoi 5 cuccioli non riusciva ad uscire dalla sua tana a causa di un parziale cedimento della struttura. I pompieri, arrivati in via Longo a Megliadino San Fidenzio, nel comune di Borgo Veneto, hanno scavato una buca di circa 1 metro per raggiungere e liberare gli animali. La cagna Neina e i suoi 5 cuccioli nati da pochi giorni ora stanno bene nonostante la disavventura. Occhio al maltempo, già da stasera potrebbero esserci dei fenomeni intensi anche nel weekend, soprattutto sulla Marca è prevista una nuova perturbazione ed è allerta comunque in tutto il Veneto. Sentiamo la Protezione Civile. Si prepara all'arrivo di una nuova allerta meteo. L'alta pressione di origine africana sta per essere sostituita da una perturbazione proveniente dall'Atlantico. Porterà aria fredda, temporali locali anche molto forti, con possibilità di fenomeni anche estremi. Venerdì, la giornata più critica. All'origine delle celle temporalesche la grande energia accumulata nell'atmosfera per le alte temperature del suolo e dell'umidità. In allerta le squadre di protezione civile sul territorio che nella Marca hanno già dovuto gestire l'allerta meteo di domenica scorsa. L'appello arriva direttamente dal coordinatore trevigiano Riccardo Mastro Nicola ad usare prudenza non solo a fronte di questi fenomeni ma anche immediatamente dopo. L'altra sera su Treviso ho visto qualche cosa che non andava e ho intimato a delle persone di allontanarsi perché attenzione, gli alberi sono per terra. Ok, però gli alberi sono molto pericolosi perché si possono girare. Se si girano o fanno l'elastico
ammazzano una persona. Segnalare il pericolo con una torcia, ma non operare direttamente sul posto, magari per rimuovere gli arbusti, senza che prima non siano arrivati i soccorsi. Mi raccomando, autotutela, non rischiate, perché poi se vi fate male dobbiamo soccorrervi prima voi e poi andare a tagliare l'albero. Il corpo trevigiano è in attesa dal Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile di comprendere la reale entità del fenomeno che interesserà la Marca tra giovedì e venerdì. Domenica scorsa intanto 2/3 degli alberi che hanno occupato le strade della Marca piegati dal maltempo erano di proprietà di privati. Noi sappiamo di chi è l'albero, ma spesso dobbiamo andare a intervenire su alberi che cadono dalla parte privata verso la parte pubblica. Servizio di Anna De Roberto, andiamo a Cornedo Vicentino dove sono stati stanziati 500.000 euro per sistemare le frane che hanno devastato il territorio nelle ondate di maltempo di marzo e di maggio. 4 frane che avevano devastato il territorio a seguito del maltempo di marzo e maggio, con la conseguente chiusura e messa in sicurezza delle contrade interessate. Verranno sistemate con un maxi stanziamento approvato dal Consiglio Comunale di Cornedo Vicentino per gli interventi di ripristino sui 4 dissesti. La frana di via Strambai e poi in via Sudiri di Sotto, Tovi Montagna e Roccolo Rossato, con l'approvazione di uno stanziamento di 350.000 euro che si aggiunge ai 150.000 già stanziati precedentemente per la frana di via Strambai. Si chiude così un ciclo di finanziamenti che raggiunge la cifra di 500.000 euro. Un impegno economico che grava sul bilancio comunale, per cui si torna a chiedere l'intervento delle istituzioni. Naturalmente era un'emergenza e il Comune ha fatto fronte all'emergenza, ma questo tipo di interventi richiederebbero un aiuto anche dall'esterno, perché da solo il Comune fa fatica a reperire le risorse, se non tagliando altri interventi, ed è quello che è capitato a Cornedo, che ha dovuto rinviare una serie di interventi di asfaltatura e di rifacimento di alcune strade periferiche molto ammalorate per dare spazio a queste situazioni che compromettevano la viabilità di accesso soprattutto alle contrade. I lavori inizieranno a settembre, ultimate le attività di progettazione, e l'obiettivo è quello di chiuderli entro l'inverno. La frana di via Strambai sarà la prima ad essere sistemata, perché la prima ad essersi verificata e ad essere stata finanziata. Seguiranno poi i dissesti di via Roccolo Rossato con i Sudiri di Sotto, e infine con Tovi Montagna, dove l'obiettivo è quello di fare sinergia con un cantiere di Viacqua appena partito in loco. E problemi anche a Tarzo, dove causa una frana sono state evacuate 6 famiglie. Una colata di fango e sassi a Corbanese, frazione di Tarzo, ha allertato amministrazioni e residenti della palazzina di via Callesella. 6 le famiglie che per precauzione sono state evacuate data la vicinanza con il versante franato. Il forte maltempo che domenica ha colpito la Marca non ha risparmiato nemmeno il territorio collinare. Pioggia e vento che hanno aggravato la stabilità degli alberi decennali che sporgono dal ciglio. La pericolosità, iniziale è stata appunto già anche risolta. Parliamo di una pianta che col forte vento si era piegata e rischiava appunto di colpire l'abitazione. Da subito a lavori tecnici comunali che hanno svolto una prima ricognizione della zona con il drone e attivato diverse squadre di rocciatori per gli interventi di messa in sicurezza. Una prima pulizia delle piante pericolanti eccetera, e quelle parti di terreno più fragili, insomma poi valuteranno anche loro, che sicuramente sono dei tecnici, quale potrà essere l'intervento più immediato e sicuro. Sarà presente anche la forestale per ovviamente i lavori di loro competenza, in modo che in maniera sinergica possiamo appunto risolvere nel più breve tempo possibile la situazione, insomma, che a tutt'oggi comunque è sotto controllo. Si tratta dell'ennesima frana nel territorio di Tarzo dopo il maltempo di metà marzo, che aveva interdetto accessi alle abitazioni in 3 punti diversi nelle località di Parè e Arfanta. Quello che a noi interessa ovviamente è la sicurezza dei nostri cittadini, insomma, che in questo momento si sono allontanati dalle loro abitazioni volontariamente, ma che insomma noi contiamo nel giro di qualche giorno di poterli far rientrare in tranquillità nelle loro case. E andiamo a Bassano del Grappa e vediamo le ultime notizie sulla ormai la lunga storia del teatro Astra. Vediamo.
I temporali e il vento forte di questi ultimi giorni hanno danneggiato quella che è la struttura a copertura del buco che si è creato tempo fa sul tetto del Teatro Astra. Un teatro, lo ricordiamo, privato, un teatro che in questo momento è in balia degli eventi atmosferici perché il vento ha portato con sé i teli di copertura e quindi all'interno della struttura piove e l'amministrazione comunale ha deciso immediatamente di segnalare questo problema ai privati, a coloro che gestiscono e sono i proprietari della struttura. Il maltempo, oltre che ovviamente ai danni che abbiamo visto, insomma piante, strade piene di foglie eccetera, abbiamo avuto appunto questa segnalazione, si vede anche dalla strada, del telo di copertura a protezione del Teatro Astra che praticamente è volato via. Ricordiamolo, è comunque un sito privato, è un bene monumentale, quindi sotto la tutela della soprintendenza. È chiaro che insomma il telo va ripristinato il prima possibile proprio per riparare quello che sta al di sotto, che è il teatro cittadino. Ci sono infiltrazioni d'acqua all'interno del teatro? Si segnala qualche problema all'interno della struttura? Allora è chiaro che accedere per noi non è possibile, è ovvio che mancando il telo di copertura, qualora dovessero esserci piogge fortunali eccetera, è chiaro che dentro molto probabilmente pioverebbe, quindi è il caso insomma che la proprietà provveda a ripristinare il prima possibile. Voi avete già preso contatti con la proprietà? È stata avvisata di questo problema? Allora dal punto di vista procedurale non so a che punto possa essere l'eventuale segnalazione. È chiaro che anche noi ne abbiamo preso atto in questi giorni e nei prossimi giorni provvederemo a capire se la proprietà provvederà appunto alla sistemazione. E ieri vi abbiamo raccontato in diretta l'inaugurazione e la riapertura dei serrai di Sottoguda che tornano a splendere con il loro canyon dopo la devastazione causata dalla tempesta Vaia. Ci torniamo con questo servizio di Tiziana Bolognani. In realtà la rinascita dei serrai di Sottoguda, scenario imponente ai piedi della Marmolada 6 anni dopo le drammatiche giornate della tempesta Vaia di fine ottobre 2018. Per dirla con l'amministratore unico di Veneto Acque Gianvittore Vaccari ci sono voluti 6 mesi per iniziare, 12 per la messa in sicurezza e la progettazione, 24 per i lavori ancora parziali che entro il prossimo autunno dovrebbero concludersi per una riapertura totale nella primavera del 2025. Stamattina in centinaia hanno partecipato all'inaugurazione del primo tratto di passerella appoggiata fra le rocce a strapiombo bagnate dal torrente Pettorina. Questa è l'opera simbolo, quindi i serrai di Sottoguda oggi sono finalmente aperti, ancora non ultimati, ma sono visitabili facendo la prenotazione, poi da inizio del prossimo anno saranno assolutamente aperti senza prenotazione e avranno i cittadini modo di visitarli. La forra, lunga poco più di 2 chilometri, è stata uno dei canyon più rappresentativi e accessibili delle Dolomiti, fino ai drammatici giorni di Vaia che lasciarono una devastante impronta sul paesaggio delle Dolomiti e dei serrai di Sottoguda. L'abitato di Sottoguda, tanto per fare un esempio, si è salvato grazie al fatto che a monte era stata costruita una grandissima briglia che è stata travolta dalla furia delle acque e del materiale, che è letteralmente esplosa, assorbendo l'energia che altrimenti si sarebbe scaricata nelle abitazioni, distruggendo tutto quello che trovava. Oggi la rinascita dei serrai, un'opera da 13 milioni di euro, è il simbolo dell'orgoglio e della tenacia della popolazione. Focus della progettazione, la rinaturalizzazione del percorso turistico e la sicurezza idraulica del torrente, migliorato anche dal punto di vista ecologico, oltre al pensiero di una viabilità d'emergenza in alternativa a quella che porta a Malgacciapela. Penso che sia sotto gli occhi di tutti la qualità del lavoro e invito tutti a visitarli perché sono veramente mozzafiato. Un museo en plein air, l'ha definito il presidente Zaia. Le visite sono iniziate già questa mattina. Un'opera meravigliosa, stupenda, in un contesto veramente fantastico. Io conoscevo questo luogo prima della devastazione, ora lo rivedo e adesso è fruibile, sarà fruibile in maniera sicura. Questo poi può rappresentare veramente il simbolo della ricostruzione, il simbolo di un qualcosa che è rinato grazie alla capacità, la tenacia di tutti noi bellunesi, delle imprese bellunesi che qui ci hanno lavorato, con ovviamente il sostegno della Regione del Veneto che ha coordinato un'attività importante con i soggetti attuatori per far ripartire la nostra provincia dopo Vaia. E i serrai di Sottoguda, che sono internazionalmente noti per le monumentali cascate
di ghiaccio, sono un grosso volano anche per il turismo e ieri l'emozione di tutti coloro che hanno partecipato alla cerimonia e tra questi anche il nuovo sindaco che ci ha ricordato la notte di Vaia. Un fine lavori veramente che ci emoziona. L'altra settimana abbiamo benedetto la statuetta della Madonna, no? Che abbiamo ricollocato, e ho visto proprio la popolazione emozionata, ho visto tanti occhi lucidi, tante persone veramente commosse. E la commozione anche del giovane neo sindaco di Roccapietore, oggi orgogliosamente cinto dalla fascia di primo cittadino nel giorno che è stato un turbinio di emozioni per tutti. Che cosa ricorda di 6 anni fa? La sera forse non ci rendavamo conto, ma la mattina dopo ci giungevano notizie veramente impressionanti dai villaggi vicini, da Sottoguda, da Palue, anche Palue fortemente colpita, da Alleghe. La vista delle nostre foreste, dei nostri boschi a terra, sentiva crack crack crack, si sentiva la sera, non ci rendavamo neanche conto in realtà di cos'era, ma erano i nostri boschi che finivano a terra, insomma. Oggi l'attesa è per la restituzione totale dei serrai di Sottoguda. Prematuro pensare alla gestione futura, servirà un bando, ma per la prossima primavera il canyon sarà di nuovo l'attrazione numero 1 per i turisti che ogni anno frequentano il borgo, fra i più belli d'Italia. Abbiamo già visto una crescita importante negli ultimi anni, devo dire che anche oggi parlando con alcuni albergatori mi dicevano di avere presenza nei propri alberghi addirittura dell'80% di ospiti stranieri. Le prenotazioni che noi abbiamo fino a fine agosto sono già del 70-80% in alcune situazioni, e Roccapietore è uno dei paesi, diciamo, che ha il tasso più elevato di prenotazioni. Così ha detto l'assessore Federico Caner. Vediamo la prima pagina del Gazzettino con una intervista esclusiva di Maurizio Dianese a Felicetto Maniero, che ha detto: mi vogliono morto, datemi un altro nome, tutti sanno che mi chiamo Luca Mori, ma finora la richiesta è caduta nel vuoto. E poi una tragedia in Friuli Venezia Giulia, operatori del soccorso alpino che precipitano dallo spigolo Comici e sono stati trovati morti. Primo giorno di interruzione della ieri, primo giorno, oggi è il secondo, della circolazione dei treni tra Vicenza e Verona a Porta Nuova, prevista per permettere i lavori dell'alta velocità. Abbiamo sentito i passeggeri alle prese con questo problema. Vediamo. Io sono dagli Stati Uniti, un po' è un incubo, vorrei visitare l'Italia e devo aspettare per l'autobus. Non mi importa perché mi piace tutto dell'Italia. Tra i turisti in attesa del bus sostitutivo, nel primo giorno di stop ai treni c'è anche chi la prende con filosofia, come questa signora che arriva da Saragozze per la 31esima volta, è venuta a visitare l'Italia, in particolare Vicenza. Sono turisti, pendolari, viaggiatori occasionali che aspettano i bus sostitutivi aiutati dal personale del servizio di assistenza, pronto ad indirizzarli affinché vivano il minor disagio possibile. Disagio che però è stato inevitabile per questo primo giorno di stop ai treni scattato a mezzanotte e che durerà fino al 21 agosto sulla linea ferroviaria tra Verona, Porta Nuova e Vicenza, che riguarderà anche il nodo Vicenza, in modo da consentire l'esecuzione dei lavori per il potenziamento dell'alta velocità, alta capacità. Arrivo da Schio e devo andare verso Padova e quindi sto aspettando quello che arriva per andare a Grisignano. È abbastanza un disagio perché solitamente con il treno ci avrei messo un'oretta e un quarto, adesso è già 40 minuti che sono in viaggio e mi mancano ancora tanti. Avrò un disagio di un paio d'ore sicuro. Qual è la tratta che deve fare il pullman sostitutivo? Dovrei Arzignano, come si chiama? Devo scendere col pullman sostitutivo a Grisignano, poi prendere un treno per Mestre e poi da Mestre all'aeroporto. Una specie di mezza odissea, no? Ovviamente disagi, è comprensibile così l'amarezza dei passeggeri, però pensiamo anche ad altri paesi. Provate ad andare a Londra e verificate, diciamo, l'efficienza dei trasporti pubblici inglesi. È un disastro, ogni 5 minuti si fermano metropolitane, autobus, quindi non siamo messi così male. Vediamo invece i disagi ai sistemi operativi dell'ULSS 2 causati da lavori sulla rete e sul portale regionale.
Un problema di connessione per lavori al portale regionale della sanità avrebbe causato i disagi che si sono propagati per circa un paio d'ore su tutti i sistemi connessi anche nella Marca Trevigiana, causando ritardi e difficoltà. A Quinto la mattinata di prelievi ha visto qualcuno rinunciare, qualche altro invece attendere con pazienza il proprio turno, nonostante la lentezza con la quale le operazioni procedevano. C'è anche chi è andato in un altro punto sperando di non trovare problemi e ha invece dovuto fronteggiare la stessa situazione. Anche a Treviso, a Borgocavalli, i disagi si sono protratti fino a tarda mattinata, portale a rilento, ma nonostante il blocco dei sistemi, le visite sono state tutte portate a termine e il personale ha preso i dati con carta e penna per segnare, come una volta, le visite. Si è creata un po' di coda, ma tutto è andato avanti lo stesso, come hanno confermato il direttore generale Francesco Benazzi e quello del poliambulatorio Michele Schiano. Cittadini protestano contro il taglio degli alberi lungo i cantieri per la realizzazione del tram. E qui siamo tornati a Padova. A Chiesa Nuova sono state raccolte oltre 2000 firme. Noi ci siamo trovati nel mese di maggio con all'improvviso tutti quei grandissimi alberi che caratterizzavano il nostro quartiere abbattuti e rasi al suolo, e non ci immaginavamo una cosa del genere perché nessuno ce lo aveva comunicato. Puntano il dito contro i cantieri del SIR 2 i cittadini di Chiesa Nuova che in 3 settimane hanno raccolto oltre 2000 firme, 1063 cartacee, 1150 online, e non riescono a digerire l'abbattimento di alberi secolari. Siamo rimasti sconvolti, un quartiere che non ha più la sua fisionomia, un quartiere che si sente violentato, che si sente proprio depauperato di tutto quello che lo rendeva comunque vivibile, ed erano i platani secolari, bagolari decennali. Ne resistono ancora 7, siamo qui a chiedere, quei 7 ci rimarranno poi perché sono stati abbattuti in questo modo, quindi senza possibilità di un'interlocuzione, di una comunicazione chiara con i cittadini. Il timore è che gli abbattimenti non siano terminati e che continui anche in direzione Sermeola-Rubano, dove prosegue il filare di platani napoleonici piantati per ombreggiare la strada principale di collegamento verso Vicenza. Precise le richieste. Noi chiederemo, e abbiamo già cominciato a chiedere, il risarcimento di questi servizi ecosistemici che verranno meno. Padova tra l'altro si colloca al 3° posto tra le città europee e con i costi più alti per la salute per l'inquinamento, dati della comunità europea, e quindi togliere gli alberi che tolgono lo smog e abbassano la temperatura in una città che è già un'isola di calore enorme, evidentemente è un'operazione che è fatta contro la popolazione, contro la salute e il benessere dei cittadini. Fratelli d'Italia e Lega ai ferri corti in vista delle regionali del 2025 e dopo le dichiarazioni del segretario regionale della Lega Alberto Stefani, che ha detto noi da soli riusciremo a vincere. Era arrivata poi la risposta di De Carlo, Luca De Carlo, che aveva detto i veneti questa volta hanno premiato Fratelli d'Italia. Intanto vediamo il servizio, poi sentiremo cosa ha detto ieri sera a Focus Flavio Tosi di Forza Italia. Chi ne fa una questione di numeri, chi di strategia, sta di fatto che le regionali 2025 stanno scaldando gli animi nel centrodestra in Veneto. Dopo le parole del segretario della Lega Alberto Stefani, ieri intervistato dal direttore Luigi Baccialli, che ha dichiarato di avere i numeri per vincere in Veneto anche senza gli alleati, il coordinatore veneto di Fratelli d'Italia mette a segno una prima sferzata. Non sono un grande appassionato di sondaggi, mi piacciono molto di più i risultati elettorali. I risultati elettorali sia delle scorse politiche sia di quelle delle recentissime elezioni europee ci dicono che i veneti apprezzano gli esponenti e il messaggio di Fratelli d'Italia. Non ne fa una battaglia di numeri ma una questione di diritto. Il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Alberto Villanova. Abbiamo riportato con il presidente Zaia la nostra regione al centro del dibattito politico, anche adesso con tutto il processo sull'autonomia il Veneto è il portabandiera di questo progetto di rinnovamento dello Stato, e quindi io credo che mantenere la guida di questa regione per un movimento come il nostro, un movimento identitario legato al territorio, sia semplicemente fondamentale. Noi non ci possiamo permettere dal punto di vista politico di perdere quello che è un nostro simbolo. Nelle condizioni di Stefani farei la stessa cosa. Chiosa, il coordinatore trevigiano dei meloniani Claudio Borgia, fanno il loro lavoro sul territorio. I pesi però, chiarisce, sono cambiati. Noi siamo cresciuti, siamo arrivati al 37% in provincia di Treviso,
anzi 36,75 per essere corretti, il 37% a livello regionale, credo che sia un dato importante. Poi ricordo che tra l'altro è il dato più alto in Italia di Fratelli d'Italia. Spetterà ai vertici nazionali di centrodestra trovare la quadra. Al tavolo siederanno Tajani, Salvini, Meloni e di certo lo stesso Zaia. Ma se la Lega spinge per mantenere il primato in Veneto, ai fratelli il compito in queste ore di suggellare l'alleanza. Smettiamola di parlare di divisioni, ma stiamo assieme e diamo ai veneti un'offerta politica ed anche un candidato che esprima ciò che i veneti veramente vogliono, e cioè l'unità. In questi casi si dice tra i due litiganti il terzo gode. Sentiamo come ha commentato questi fatti Flavio Tosi. Secondo me non ci sono due litiganti e il terzo. Il dato che poi è quello che ha portato a tutte le elezioni regionali da parecchi anni a questa parte, parlo del centrodestra, è che il centrodestra si trovano i leader nazionali, quindi in questo caso Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini, si trovano e si sono trovati per l'Emilia Romagna, dove hanno individuato una candidatura comune. Lo faranno per la Liguria, lo faranno per il Veneto, per la Toscana, per la Puglia, per tutte le regioni che andranno al voto da qua a un anno, poco più. E quindi al di là di chi in Veneto vorrebbe fare la lista civica di qualcuno, la coalizione dei sindaci di qualcun altro, il centrodestra si presenterà obbligatoriamente unito, perché non è che uno può dire ma io in Veneto, siccome i sondaggi dicono questo, io corro da solo, perché allora se si passa questo principio in Emilia Romagna ognuno va per conto suo, anziché in Toscana, anziché in Puglia, ma siccome questo non si può fare, perché se si vogliono vincere le varie regioni il centrodestra le può vincere, magari il Veneto è diverso perché la situazione è più semplice, ma in tante altre regioni è assolutamente indispensabile stare uniti. E quindi siccome è indispensabile stare uniti, uno non è che può fare corsa a sé dove gli pare, e quindi, come anche fu per la candidatura di Luca Zaia nel 2010, Luca Zaia nel 2010 non è stata la Liga Veneta o un sondaggio a definire che fosse lui il candidato, lo decisero Berlusconi e all'epoca c'era ancora Bossi, lo decisero Berlusconi e Bossi, decisero che il candidato sarebbe stato Luca Zaia e così fu, punto. E così sarà anche questa volta, il candidato verrà deciso dai tre leader nazionali con buona pace di chi spera in qualche scenario diverso. Questo è Flavio Tosi ieri sera a Focus. Andiamo in pubblicità con il regista Francesco Ceron, c'è anche Alberto Pivetta oggi e poi torniamo con altre notizie. State con noi. L'inchiesta Palude a Venezia, domani una giornata clou per il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che interverrà in consiglio comunale a Mestre. Ci sono già polemiche, le opposizioni protestano perché questa è considerata una sede piccola dove non potrà partecipare tutta la gente che vuole presenziare al chiarimento del sindaco. Sta di fatto che intanto si attende l'esito dell'udienza del riesame per decidere della scarcerazione dell'assessore Renato Boraso e di altre 4 persone. Il sindaco Brugnaro ha fatto sapere che il comune intende costituirsi parte civile proprio contro Boraso in un eventuale processo. Intanto ieri sera vediamo il servizio. Da una parte la richiesta di scarcerazione avanzata dall'avvocato di Renato Boraso al Tribunale del Riesame di Venezia, dall'altra l'annuncio del sindaco Brugnaro di una possibile costituzione parte civile del Comune di Venezia contro il suo ex assessore e chi ha danneggiato l'amministrazione. Sullo sfondo il conto alla rovescia di un consiglio comunale infuocato venerdì mattina, per il quale le polemiche sono già cominciate dopo la decisione di convocarlo in via Palazzo a Mestre, sede più piccola di Cafarsetti e reputata dalle opposizioni inadatte ad accogliere cittadini, comitati e associazioni che intendono assistervi. A Venezia il Tribunale del Riesame è chiamato a valutare anche le posizioni degli imprenditori Fabrizio Ormenese in carcere, Marco Rossini e Matteo Volpato ai domiciliari, come Alessandra Bolognin, direttrice della municipalizzata IVE.
Per il suo avvocato, le dimissioni di Boraso dall'assessorato non rendono più possibile la reiterazione del reato. Intanto, in vista del Consiglio Comunale a Mestre, la maggioranza ha rinserrato le fila. Il sindaco ha ribadito la volontà di andare avanti, affermando che non avrebbe potuto mai neanche immaginare ciò di cui è accusato Boraso. Sul fronte delle opposizioni, tutta la città insieme ha depositato un accesso agli atti su progetti ed eventuali atti di consegna dei lavori per bloccare il bosco dello sport e liberare fondi per i grandi problemi della città. E sulla giustizia sentiamo cosa ha detto ieri sera a Focus il consigliere regionale della Lega Marzio Favero. Si insegna che i poteri sono divisi, da una parte quello legislativo, dall'altra quello esecutivo, e fattore terzo è quello del potere giudiziario. Quando entra in campo la giustizia, la politica secondo me dovrebbe tacere, dovremmo evitare strumentalizzazioni in un senso o nell'altro, sia per rispetto del lavoro dei magistrati, che sono esseri umani e quindi possono operare bene o commettere essi stessi degli errori anche in buona fede, e dovremmo evitare di trasformare i processi in uno spettacolo televisivo, mediatico, dove si prende parte a favore dei giudici, del pubblico ministero, scusatemi, o degli imputati sulla base dell'appartenenza politica, perché poi basta guardare le pagine dei giornali degli ultimi 6-7 mesi per vedere come gli stessi politici che si dimostrano innocentisti quando vengono toccati politici che appartengono al loro stesso partito, poi diventano invece manettari quando a essere sotto indagine sono politici che appartengono a un diverso partito. Dovrebbe essere il buonsenso a invitarci di evitare di costruire una specie di auto da fè ogni volta che c'è un'indagine in corso. Rispettiamo il lavoro dei magistrati, Kerch è una persona peraltro apprezzatissima da tutti anche per l'equilibrio. Certo. Aspettiamo di vedere qual è l'esito dell'indagine e come andrà avanti il processo. Finché uno non è condannato non dovrebbe essere sottoposto alla gogna, perché è sospettato ma non ancora colpevole dichiarato. Non ancora colpevole dichiarato, così Marzio Favero ieri sera a Focus. Andiamo a Bassano del Grappa perché c'è stato il voto dei sindaci del Bassanese che hanno bocciato l'operato dell'ULSS 7. Sentiamo Alex Giuliano. La matematica non è un'opinione. Teniamolo presente e partiamo da questo dato di fatto per riportare il racconto dell'annuale votazione con cui i sindaci del territorio hanno espresso il loro giudizio sull'operato dell'ULSS 7, nello specifico per i servizi sociosanitari, ma che inevitabilmente si estende a una valutazione più generale. Ebbene, i sindaci del Bassanese e del Distretto 1, presieduti dal primo cittadino di Bassano, Nicola Finco, hanno votato in maniera compatta, esprimendo un 16 su 20, che tradotto significa bocciatura, senza se e senza ma. L'anno scorso il loro voto era stato di 18 su 20 e siccome lo abbiamo detto, la matematica non è un'opinione, scendere di 2 punti e toccare quota 16 su 20 significa che la politica locale ha deciso di rivendicare l'esistenza di problemi e problematiche importanti. Come ripetono da mesi e mesi migliaia di famiglie, di cittadini e di pazienti. Insomma, dal sindaco di Bassano e da quelli dei comuni del comprensorio, il messaggio a chi dirige l'ULSS 7 è arrivato forte e chiaro. La sanità locale non va bene e rispetto all'anno scorso c'è stato un netto peggioramento. Il voto complessivo all'operato dell'azienda sanitaria sale però a 18,5 grazie ai voti alti espressi dai sindaci del Distretto 2, Alto Vicentino e Altopiano. Loro hanno fatto alzare la media che altrimenti sarebbe stata sonoramente bassa. Comunque il 18,5 di quest'anno è un dato in calo rispetto al 2023, quando all'ULSS 7 era stato assegnato 19 su 20.
Bassanese compattamente, al di là anche delle differenze politiche di sindaci, ha deciso di dare un 16 proprio per dare un segnale legato alle tante difficoltà che ha questo territorio, sia da un punto di vista sociale, quindi le difficoltà con i medici di base che alcuni colleghi hanno evidenziato, piuttosto che le criticità che ci vengono quotidianamente portate alla nostra attenzione da parte dei cittadini per quel che riguarda le carenze da un punto di vista sanitario, le difficoltà nel raggiungere i vari ospedali di Sant'Orso piuttosto che di Asiago per le visite di routine, i tanti anziani che nonostante abbiano più di 65 anni sono ancora costretti a fare mezz'ora di strada per altri tipi di visite, quindi tutta una serie di disservizi che noi da anni denunciamo e che ad oggi non sono ancora stati risolti. Quindi la nostra è una linea che vuole essere collaborativa, però non potevamo dare un punteggio alto. Oggi il Bassanese è un dato di fatto, l'ospedale San Bassiano rispetto al passato ha perso di appeal, ha perso di prestigio. Noi il messaggio che lanciamo alla direzione è che dobbiamo recuperare quel prestigio, quell'immagine, quell'attrattività anche per i medici che un tempo l'ospedale di Bassano aveva. Così il sindaco di Bassano di Grappa Nicola Finco, voti alti invece nel distretto 2, ma anche lì non mancano dei problemi. Sentiamo ancora Alex Giuliano. L'analisi del voto sull'operato dell'azienda sanitaria e dei servizi sociosanitari ha messo in chiaro l'esistenza di due anime all'interno della stessa ULSS. Da una parte tutto il territorio bassanese unito e compatto che ha espresso un voto nettamente peggiorativo rispetto all'anno scorso, certificando l'esistenza di problemi e criticità nell'ULSS 7. Dall'altra parte l'Alto Vicentino e l'Altopiano che con i loro voti alti raccontano una realtà che sembra diametralmente opposta. Abbiamo discusso soprattutto perché c'erano sensibilità diverse in relazione a territori diversi che vivono evidentemente problematiche e valutazioni che nascono proprio dal modo di affrontarle. Sicuramente ci sono delle difficoltà e ripeto, questa è una votazione che riguarda tutto l'ambito sociosanitario. Ci sono sicuramente alcuni servizi e alcune criticità che non funzionano e penso ad esempio a tutto il tema dell'integrazione scolastica sulla quale si è molto discusso e sulla quale si è cercato di trovare una mediazione. Però è anche vero che ci sono tanti altri servizi che funzionano sul territorio. Dire che tutto va bene nel distretto 2 diventa però un assioma difficile da accettare quando ad esempio proprio in quella zona succedono cose come questa, denunciata apertamente dal direttore responsabile di Alto Vicentino Online, Rosa Natalia Bandiera, in una lettera aperta proprio alla neopresidente Marigo. L'ULSS 7 nega i dati sulle liste d'attesa, oltraggiando la libertà di stampa. Ho chiesto all'ufficio stampa di poter avere i dati delle liste d'attesa di alcuni reparti e la spesa che l'azienda sanitaria sostiene per promuoversi sui media locali. Domande sacrosante, dato che si tratta di cosa pubblica, ma nell'Alto Vicentino non è possibile farlo. Perché? Ho fatto richieste telefoniche, ho inviato PEC ai dirigenti. La risposta è stata il silenzio di chi si prende il diritto di oltraggiare la libertà di stampa. E ancora peggio si legge nella stessa lettera: forse quei dati da me richiesti sono la punizione perché mi sono unita a un gruppo di genitori, di disabili, per raccontare l'ansia per il nuovo bando che riguarda gli operatori scolastici a scuola. Nell'Alto Vicentino non puoi fare nemmeno questo perché l'ULSS 7 ti fa recapitare un esposto all'ordine dei giornalisti. Nell'Alto Vicentino si sono dunque invertiti i ruoli e chi paga le tasse viene messo a tacere, mentre chi dovrebbe dare conto del proprio impegno pubblico fa l'arrogante. Domandarsi se sia stato opportuno dare voti altissimi all'ULSS 7 nel distretto 2 resta dunque un interrogativo inevaso e alla luce di tutto questo legittimo. Già che ci siamo, vediamo la discussione sulla scarsa appetibilità della ULSS 7, ce ne parla il consigliere Roberto Campagnolo. E da diversi anni mi pare che ci siano medici, primari, infermieri
che lavorano in situazioni non eccezionali, usiamo questo termine, ci fermiamo qua, chiamati a fare turni pesanti, ore straore, straordinari non pagati, e quindi poi appena hanno l'occasione se ne vanno o in un'altra struttura pubblica o addirittura, che è peggio, nel privato, perdendo quindi professionalità di alto livello, perché vorrei ricordare che il personale del nostro ospedale è tutto personale di alto livello che va soltanto ringraziato dai medici, agli infermieri, agli inservienti per il lavoro che fanno. E dobbiamo chiedercelo, ecco, adesso la nuova amministrazione si è insediata, c'è un assessore che ha una delega specifica, il sindaco che su questo si è mantenuto parte delle competenze, e io vorrei immaginare che ci sia da subito una richiesta di chiarezza su quello che sta succedendo da parte dell'amministrazione comunale e che ci sia una risposta da parte dell'ASL sul perché questo avviene a Bassano del Grappa. C'è stato il secondo consiglio comunale a Bassano del Grappa dell'era Finco, si è parlato di sicurezza nei parchi pubblici e di inquinamento da PFAS. Gli atti vandalici nei parchi pubblici di Bassano, ma anche il tema dell'inquinamento delle acque da PFAS a San Michele. Se ne è parlato ieri sera nel corso del Consiglio Comunale, il secondo dopo le elezioni di giugno. In avvio di assemblea 2 interrogazioni, entrambe a firma dei consiglieri Poletto, Campagnolo, Filippin e Retinò. La prima ha acceso i riflettori sulla questione sicurezza nei parchi, in particolare nell'area ricreativa di Cabaroncello, chiusa temporaneamente proprio per vandalismi, e in quella di quartiere Firenze, al centro di recenti fatti di cronaca. La situazione è monitorata, ha garantito l'assessore alla sicurezza Alessandro Campagnolo. Garantisco comunque il costante contatto con i presenti quartieri e i costanti passaggi delle forze sul territorio per mantenere monitorata la situazione e cercare di anticipare le criticità che sono state segnalate. Poi il tema dell'inquinamento da PFAS a San Michele, che ha richiamato in sala anche una rappresentanza di cittadini del quartiere. Si chiede all'amministrazione comunale di rendere pubblici immediatamente gli esiti delle ultime analisi condotte in zona San Michele, in particolare in via Morelli da ARPAV. Si chiede di informare con i dati ufficiali di ARPAV i cittadini sullo stato di salute delle acque superficiali nei canali a sud della discarica Pascolara e, nel caso in cui fossero confermati gli esiti delle analisi private, di mettere in atto tutte le azioni utili a garantire la salute dei cittadini, vietando l'uso delle acque superficiali in quella zona per usi irrigui a fini domestici. L'assessore Viero ha confermato che nelle acque superficiali di via Morelli è stata registrata la presenza di PFAS, come mostrano i dati forniti da ARPAV e protocollati in comune il 29 luglio, ma assicura che la situazione è sotto controllo. È chiaro insomma che poi a settembre, con la costituzione delle commissioni consigliari, faremo anche una serata dedicata appunto anche con i presidenti di quartiere per valutare assieme ad ARPAV questi dati. È un'ipotesi che è emersa appunto ieri sera in fase di dibattito, è sicuramente un'opzione che con il sindaco valuteremo e credo che arrivare a consigliare di non utilizzare magari quell'acqua di scorrimento possa essere una buona soluzione, anche per mettere tutti tranquilli. Io colgo l'occasione per rassicurare tutti che l'acqua che esce dai nostri rubinetti è acqua perfetta, è acqua controllata e non ha questa tipologia di problemi. Stiamo parlando di una tematica localizzata in maniera ben specifica e su acqua di ruscellamento, su un'area che è a ridosso tra l'altro di una vecchia discarica dismessa ma comunque monitorata. Adesso sentiamo Nicola Marcato sul futuro incerto, le preoccupazioni crescenti per i lavoratori di Speedline, presentata presso il Tribunale di Venezia l'istanza di insolvenza per la richiesta di amministrazione straordinaria. È stata presentata l'istanza di insolvenza presso il Tribunale di Venezia per la richiesta di amministrazione straordinaria. Una situazione molto critica che vede questa vertenza, che è lunga e dura ormai da 2 anni, affrontare un nuovo scoglio.
Futuro incerto per i lavoratori di Speedline. Dopo l'incontro cruciale presso il Mimit il 30 luglio, la situazione diventa sempre più complessa e difficile per i lavoratori, ma grazie al supporto delle istituzioni si sta procedendo verso la richiesta di insolvenza, con la prima udienza fissata per l'11 settembre presso il Tribunale di Venezia. Le organizzazioni sindacali sottolineano l'urgenza di intervenire rapidamente per sfruttare questa opportunità e trovare una soluzione industriale che tuteli l'occupazione e garantisca continuità alle imprese dell'indotto. Auspichiamo che l'istanza di amministrazione straordinaria venga accolta e che questo processo che ci vedrà impegnati per i prossimi mesi, per il prossimo anno, sia accompagnato, e sicuramente lo sarà, da tutte le istituzioni e da tutti gli stakeholder che hanno seguito quella che è stata la vicenda di questa azienda. La cancellazione massiccia di ordinativi nel settore automotive, in particolare da Maserati, ha avuto un impatto devastante sui piani di sviluppo di Speedline. Il piano industriale presentato a inizio anno non può essere sostenuto, ribadiscono sindacati e lavoratori, che accusano il gruppo Ronald di irresponsabilità verso Speedline, le istituzioni e i lavoratori. Il percorso sarà arduo e richiederà il supporto delle istituzioni, delle OSE e delle decisioni del Tribunale per proteggere il patrimonio industriale, occupazionale ed economico del territorio. FIM e FIOM di Venezia hanno infine criticato il fondo Callista per la sua gestione inadeguata di Speedline, auspicando che il processo di amministrazione straordinaria inizi al più presto, garantendo continuità produttiva e perseguendo chi ostacola la rinascita della fabbrica. Un'assemblea generale informativa è prevista per giovedì. E i lavoratori agricoli chiedono il rinnovo del contratto provinciale di lavoro, stanno protestando in tutto il Veneto, hanno protestato a Padova in Piazza dei Signori. Abbiamo deciso di fare un presidio così, regalando la frutta e la verdura alla società civile, perché tecnicamente le associazioni di categoria, che sono CIA, Confagricoltura e Coldiretti, ci hanno offerto una parte economica che secondo noi non è in linea con le perdite e l'inflazione che è attualmente in corso rispetto a questo. Avevano chiesto 120 euro lordi i sindacati seduti al tavolo del rinnovo del contratto provinciale dei lavoratori agricoli, una cifra ancora lontana. Non sono adeguati al caro vita gli stipendi in un settore fondamentale, per questo in Piazza dei Signori a Padova si è regalata frutta e verdura, il simbolo di quel pomodoro, di quella zucchina che per ora è stata messa sul piatto, sostengono. Questa la media degli stipendi. La media per noi è contratti indeterminati di 1.200-1.300 euro al mese. Si vive con uno stipendio come il vostro? È pesante, cioè appena, specialmente chi non è da solo, vive da solo con un affitto e tutta la vita che così non ce la fa. In provincia di Padova sono circa 10.000 lavoratori, una parte sono stagionali e la maggioranza sono circa 8.000 stagionali e 2.000 sono lavoratori assunti a tempo indeterminato in agricoltura. Il nostro è anche un atto simbolico di fronte a lavoratori che spesso sono invisibili e che hanno bisogno di avere dignità. Questa dignità gli dà il contratto di lavoro, glielo dà il contratto nazionale e glielo dà anche il contratto provinciale. Una protesta che arriva alla vigilia di uno dei periodi più importanti dell'anno, con la vendemmia ormai alle porte nei Colli Euganei. Ci si lamenta sempre del non riuscire a reperire la manodopera, però chiediamoci anche questo, perché magari non riusciamo a reperire la manodopera? Perché i salari non sono così convenienti. Forse è più utile pensare di dare uno stipendio adeguato, ed ecco che le persone ci sono, è più facile trovarle e non si deve purtroppo ricorrere a quella zona di grigio che purtroppo c'è ed è presente anche nella nostra regione. Ancora un minuto di pubblicità, a tra poco. Grande festa per un oro storico della Spada, nella Spada Squadre per l'Italia, squadra femminile, un team composto anche dalle friulane Rizzi e Navarria, che negli ultimi anni hanno scelto la palestra CONI di Treviso per perfezionare la loro tecnica. A
Parigi la stoccata finale azzurra diventa storia. Le 4 italiane regalano al paese il primo oro nella scherma, vincendo la finale della spada a squadre contro le padrone di casa francesi. Un oro che parla anche trevigiano, base dell'allenamento di 2 delle 4 atlete del team italiano, le friulane Rizzi e Navarria, il centro CONI di Viale Vittorio Veneto. Giulia è venuta qui quest'anno, ha vinto il titolo italiano e ha vinto 2 gare di Coppa del Mondo e quindi ha avuto diritto a partecipare alle Olimpiadi, mentre Mara Navarria l'anno scorso l'aveva già vinto, ma era tanti anni che non lo vinceva, è diventata anche lei campionessa italiana. Treviso che ha portato fortuna alle atlete dopo l'ultimo oro olimpico di Matteo Tagliariol, trevigiano d'origine, a Pechino 2008. Ieri ho messaggiato immediatamente le ragazze, è stato un momento emozionante, soprattutto un momento storico, nel senso che è il primo oro della spada nella storia delle Olimpiadi, la spada femminile nella storia delle Olimpiadi, e quindi le ragazze devono essere solo che orgogliose, ma diciamoci che adesso non è che voglio sminuire, ma io me lo aspettavo, nel senso che queste ragazze sono molto forti e secondo me anche loro sono venute qui per vincere. Battezzato dal maestro Geslao nei suoi inizi di carriera, Rizzi e Navarria hanno scelto la palestra trevigiana per i loro allenamenti. Giulia Rizzi, alla sua prima Olimpiade dopo un periodo passato a Parigi, ha deciso infatti di tornare in Italia e di scegliere Scherma Treviso. Anche quando io ho vinto le Olimpiadi, anche se lavoravo con un altro maestro, al momento il primo ringraziamento è stato per lui e gli devo sempre tanto. In quella palestra ci sono molti dei miei vecchi compagni di allenamento che ora sono dei maestri, e sono sicuro che appunto che la palestra abbia aiutato a perfezionare il loro percorso per le Olimpiadi. Tutti i dettagli contano e sicuramente conta anche questo. Sede che presto si trasferirà all'ex caserme Salsa, dove grazie a fondi PNRR la società potrà dotarsi di nuovi spazi e nuove pedane. Ma il maestro sicuramente sarebbe stato contentissimo, perché lui è stato, non so se il primo, ma comunque uno dei primi sicuramente che ha fatto iniziare il progetto spada femminile in Italia. Come commenterebbe queste vittorie il maestro Geslao? Non mollate mai, perché la vittoria più bella è la prossima. Intervista di Lucio Zanato e a Bassano del Grappa sono tutti al fianco di Rebecca Sartori, la 27enne che scenderà in pista per i 400 metri ostacoli. A Bassano cresce l'attesa per la gara olimpica di Rebecca Sartori a Parigi 2024. L'atleta 27enne sarà impegnata nei 400 metri ostacoli. L'emozione è grande e la voglia di scendere in pista è tanta, perché la magia dei Giochi Olimpici è semplicemente unica. Ciao a tutti, volevo ringraziare il sindaco di Bassano e i bassanesi per il sostegno che mi state dando in questi giorni. Per me ricevere così tanto supporto da parte della mia città, dalla città in cui sono nata e cresciuta, è veramente un onore, e quindi volevo ringraziarvi davvero dal profondo del cuore. Io partirò per Parigi a breve per vivere il mio sogno. Intanto volevo ricordarvi di fare il tifo a tutti gli atleti italiani impegnati in questi giorni lì alle Olimpiadi, e ricordarvi che la mia gara sarà domenica 4 agosto alle 12:35. Mi servirà moltissimo tifo, soprattutto bassanese. Vi mando un grossissimo abbraccio e ci vediamo presto. E allora forza Rebecca, domenica Bassano del Grappa, il Veneto e l'Italia intera tiferanno per te. Il servizio di Monica Smiderle è tutto per oggi, grazie a Francesco Cerone e Alberto Pivetta. Ci vediamo stasera alle 21:15 a Focus. Buona giornata.